Non solo una doppia rissa di particolare brutalità tra Piazza Miramare e Via del Mare, ma anche l'esplosione di 3 colpi con una pistola scacciacani, una notte di violenza che per Caorle rappresenta un piccolo shock che stride profondamente con lo scenario pacifico che si respira in una località balneare frequentata per la maggior parte da famiglie. L'arrivo dei carabinieri ha portato all'identificazione di oltre una decina di persone coinvolte nella maxi rissa, che segue di pochissimo tempo un altro episodio di violenza in Viale Santa Margherita, ripreso in un video diventato in poco tempo virale. Anche di quanto accaduto la notte scorsa esisterebbero dei video. A Caorle comunque ci si rifiuta di pensare ad una situazione di degrado generalizzato. Sono casi isolati, più che diciamo, un andamento generale, probabilmente. Anche perché comunque Caorle si riempie di gente e quando c'è tanta gente può sempre succedere qualcosa. Ma la sera com'è qua? Ma io ho sempre trovata molto tranquilla, tanta gente che gira, passeggia, si mangia gelato, ma mai ho avuto o visto episodi di violenza. Probabilmente questa lettura è corretta, ma è anche vero che certi episodi, seppur isolati, non fanno stare tranquilli e possono nuocere ad un luogo che è e vuole restare tranquillo. I locali di Pietro Panzarin e Alessandro Gusso si fronteggiano in piazza Miramare. Noi ci siamo procurati insieme a tutti e due locali sicurezza tutte le sere, tutte le notti. Noi ne abbiamo 6, anche il Moschito, se non sbaglio, ne ha 4 agenti. Gli addetti alla sicurezza, diciamo. Sì, quindi siamo blindati. Poi se succede tutto a chiusura, perché noi comunque eravamo chiusi, essendo chiusi succede tutto fuori. Purtroppo per una serie di fattori vengono a confluirsi nella piazzetta anche dei ragazzi che non appartengono ai locali, che si portano il bere da casa, che sono facinorosi e quant'altro, e quindi si è venuto a creare quello che si è visto. Io è da 30 anni che lavoro di notte e c'è un'evoluzione del mercato della notte che porta i giovanissimi di adesso, vuoi TikTok, vuoi rapper, vuoi messaggi, vuoi cosa so io, ad essere molto bruschi, molto violenti nelle reazioni. Questi ragazzini al posto di chiarirsi a parole purtroppo passano alle mani, perché è un fenomeno di costume che non è Caorle, Piazza Miramare, i locali o quant'altro, purtroppo è un fenomeno mondiale.